Papa Francesco ha celebrato questa mattina alla Santa Messa nella Basilica Vaticana la presenza di 250 persone fra migranti e operatori in occasione del 6° anniversario della sua visita a Lampedusa, meta del suo primo viaggio pastorale. Facendo riferimento alla liturgia del giorno, Francesco ha ricordato che Gesù rivela ai suoi discepoli la necessità di una opzione preferenziale per gli ultimi, che devono essere messi al primo posto nell'esercizio della carità. Il pensiero del Papa dunque è andato agli ultimi di oggi. Sono gli ultimi ingannati e abbandonati a morire nel deserto. Sono gli ultimi torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione. Sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso. Sono gli ultimi lasciati in campi di un'accoglienza troppo lunga per essere chiamata temporanea. Essi sono solo alcuni degli ultimi che Gesù ci chiede di amare e rialzare. Purtroppo le periferie essenziali delle nostre città sono densamente popolate di persone scartate, emarginate, oppresse, discriminate, abusate, sfruttate, abbandonate, povere e sofferenti. Sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie, non si tratta solo di migranti, nel duplice senso che i migranti sono prima di tutto persone umane e che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata. Si tratta, fratelli e sorelle, di una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere se vogliamo portare a compimento la missione di salvezza e liberazione alla quale il Signore stesso ci ha chiamato a collaborare.